Sull'agenda del neo governatore Alberto Stefani a Treviso l'annuncio che insieme al presidente Anci Conte si recherà dal ministro dell'Interno Piantedosi per chiedere che per il territorio maggiori risorse. Tragedia a Treviso, 84enne travolta e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada. In via Tommaso Salsa, l'anziana morta sul colpo, traffico in tilt. Poche speranze per la 49enne padovana trovata agonizzante all'alba di giovedì nel cortile del condominio a Torri di Quartesolo. Intanto continuano le indagini per risolvere il giallo. Domani mattina nella piazzetta di Tortima una cerimonia buddista per ricordare il piccolo Stefano Angonese travolto e ucciso da una macchina lo scorso 7 settembre a Lusiana Conco. La crisi idro a Feltre, attacco della CGIL che ha analizzato i bilanci della multinazionale norvegese. La chiusura non ha alcuna giustificazione per i sindacati. Milano-Cortina 2026 dopo la cerimonia di accensione ieri a Roma, oggi la partenza della torcia olimpica per la prima delle tappe che la porteranno in giro per l'Italia. Il 18 gennaio sarà a Verona. Al 10° reparto volo della Polizia di Venezia, a 2 passi dall'aeroporto, Babbo Natale è atterrato in pista per i bambini delle case famiglia. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e dunque l'avete sentito, la sicurezza, priorità nell'agenda del neo governatore del Veneto Alberto Stefani a Treviso, l'annuncio che insieme al presidente Anci Mario Conte si recherà a breve dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per iniziare a costruire un piano per il Veneto e chiedere per il territorio maggiori risorse. Il neo presidente del Veneto Alberto Stefani e quello dell'Anci Mario Conte al Viminale per affrontare il tema della sicurezza a partire dalle grandi città. L'annuncio a Treviso da parte dello stesso governatore con l'obiettivo dichiarato di costruire tutti insieme un piano di sicurezza per il Veneto che parta da una forte collaborazione con i sindaci, definiti un baluardo straordinario. Sinergia accolta con soddisfazione da Conte. Abbiamo condiviso con il presidente Stefani che uno dei primi appuntamenti con il nuovo anno che faremo per portare delle richieste al governo sarà proprio dal ministro Piantedosi. Andremo unitamente presidente di Anci Veneto e quindi i sindaci del Veneto e il presidente della regione per chiedere aiuto, per discutere e affrontare con grande determinazione questo tema e restituire la serenità ai cittadini che oggi quotidianamente ci chiedono. Già in campagna elettorale Stefani aveva lanciato il progetto Veneto Sicuro che è ora di iniziare a concretizzare partendo da quelle istituzioni che rappresentano nel territorio la prima linea. Una forte collaborazione tra regione e sindaci è il modello dal quale io voglio partire. Ho fatto un'esperienza di sindaco prima ovviamente di avere, anzi contemporaneamente all'esperienza parlamentare e credo che il legame forte con le comunità locali e con chi ha poi la possibilità di esercitare l'ordine pubblico sia fondamentale per rilanciare il tema della sicurezza. Ma chi ha il potere di gestire mezzi e risorse è il governo, da qui la volontà di portare le istanze del Veneto direttamente al ministro Piantedosi. Sul tavolo furti, rapine, tanto nei capoluoghi quanto nei piccoli centri, la cronaca delle ultime settimane parla chiaro, ma anche il tema della violenza da parte di giovani e giovanissimi. Andremo a parlare di sicurezza a 360 gradi, analizzeremo i dati che ci verranno esposti dal Ministero e ovviamente porteremo anche le preoccupazioni del territorio. L'obiettivo è quello di migliorare, alzare l'asticella della qualità della vita che passa anche attraverso le questioni della sicurezza. Sicurezza urbana, responsabilità condivisa, conclude il sindaco, che richiede coordinamento, ascolto e strumenti adeguati. Io continuo a ringraziare la comunità perché la sensibilità della comunità e il dialogo tra cittadini e istituzioni sta comunque portando dei risultati importanti. Dobbiamo insistere su questa strada chiedendo magari al governo maggiori risorse per i comuni che vogliono investire in sicurezza. Lo stesso presidente Stefani oggi ha affermato, ha fatto sapere che in giunta ci sarà una specifica delega per la sicurezza, giunta che conta di presentare prima dei 10 giorni di tempo che la legge gli consente. In più, neppure davvero il tempo di entrare in carica e proprio Stefani risulta già in testa alla classifica di gradimento dei governatori italiani. Governatore formalmente solo da poche ore e già in testa alla classifica di gradimento dei presidenti di regione. Alberto Stefani, neo presidente del Veneto, eredita anche questo dal suo predecessore Luca Zaia, sul gradino più alto del podio anche quando era ormai in scadenza di mandato. È il medesimo sondaggio realizzato da Affari Italiani a sancirlo. Stefani, bandiera del centrodestra, gradito dal 63,1% dei cittadini e seguito da altri due leghisti, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e quello
della Lombardia Attilio Fontana. Solo al quarto posto il primo rappresentante del centro-sinistra, il neoeletto presidente della Puglia Antonio De Caro. Dai cittadini una conferma ma anche un atto di fiducia nei confronti di Stefani, il più giovane presidente di Regione d'Italia che ha già iniziato a compiere i primi passi. Abbiamo effettuato degli incontri anche con altri presidenti di regione, su questo mi sono mosso per quanto riguarda la Valdastico Nord con il presidente Fugatti. Siamo al lavoro per la giunta, che sarà una giunta di qualità e che deve dare risposte ai cittadini con grande senso di responsabilità. La prima seduta di Consiglio regionale si svolgerà quasi certamente il 16 dicembre. Martedì Stefani sarà a Roma, ma solo per chiudere l'esperienza da deputato. Io vado a Roma per ovviamente concludere la mia esperienza parlamentare, adesso mi concentro a tempo pieno nell'esperienza di ovviamente Presidente della Regione. Non è previsto un confronto con la Premier Giorgia Meloni, sottolinea la composizione della giunta per la quale rimangono 8 giorni di tempo avverrà per i canali consueti. Non c'è nessun incontro con Giorgia Meloni programmato, anche perché le segreterie di partito sono altre e quindi si va ovviamente a definire una squadra con chi poi materialmente ha quell'incarico da parte del partito e ovviamente la scelta spetta soprattutto al Presidente che cercherò di individuare delle figure di maggiore qualità. Massimo coinvolgimento di eletti e rappresentanti politici del centrodestra, nessuno, conclude, deve sentirsi tagliato fuori. Io credo che ciascuno possa ambire ad avere un determinato ruolo in base alla propria esperienza professionale, formativa, politica e quindi poter portare nell'amministrazione regionale il bagaglio che ha ovviamente conseguito nel corso degli anni. Veniamo alla cronaca adesso col tragico incidente che si è verificato nel pomeriggio in via Salsa a Treviso. Un'anziana di 84 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto. Parla la figlia della vittima accorsa sul posto. Mia madre non meritava una fine del genere. Purtroppo è successo così, una morte bruttissima. Mia mamma non lo meritava, anche perché era una persona buonissima, ha sempre fatto del bene a tutti quanti. È proprio una morte così. Come ripeto, non lo meritava proprio. Ci sono solo il dolore, l'amore e lo sconcerto di una figlia nelle parole della signora Antonella, accorsa sul posto non appena presa la notizia della morte della madre, travolta da un'auto nel primo pomeriggio all'incrocio tra via Pennella e via Tommaso Salsa a Treviso. Bertilla Gasparini, 84 anni, è deceduta sul colpo dopo l'impatto con una Hyundai i10 guidata da una giovane donna. Gli ultimi istanti prima della collisione sono al vaglio degli agenti della polizia locale, giunti nell'immediato accanto a operatori del SUEM 118 e vigili del fuoco. L'84enne, come si vede dalla carrozzeria, è stata urtata dal lato destro della Hyundai con l'automobilista che probabilmente ha tentato di schivarla all'ultimo secondo. Sulla strada apparentemente nessuna traccia di frenata, da appurare se l'anziana fosse ancora sulle strisce all'imbocco con via Pennella o se stesse attraversando su via Salsa, questione di pochissimi metri, da capire anche se la Hyundai posta sotto sequestro stesse svoltando sulla via collaterale. Di certo Bertilla Gasparini, che abitava all'ultimo piano di questa palazzina a 50 metri dal luogo dell'impatto, era solita percorrere quel tragitto. La stessa Antonella, che ora chiede di fare piena luce sull'accaduto, aveva parlato con la madre al telefono verso le 12:30 in una giornata come tante segnata da piccoli riti e abitudini. Ogni sabato andava dal parrucchiere a farsi la piega, poi si fermava al supermercato e oggi ha detto no, non mi fermo al supermercato, vado lunedì mattina, vengo a casa subito, che forse se andava al supermercato era meglio. L'84enne, una vita accanto al marito Leopoldo Lorenzon, lascia oltre ad Antonella anche un'altra figlia, Franca, e i nipoti per i quali era una nonna sempre presente e affettuosa. Anche il cane che abbiamo, che è un bulldog francese, io gli dicevo sempre andiamo dalla nonna e lui correva subito, anche perché mia mamma amava anche gli animali. E nel passato di Bertilla anche quella che ora sembra una tragica coincidenza. È morta come suo papà, in una strada. Anche il papà suo è morto giovane, a 33 anni, anche lui in mezzo alla strada. E lei, che lo adorava tanto, ha fatto la sua stessa fine, purtroppo.
Veniamo alla strage del bus di Mestre. Con la decisione della Procura di indagare come unici responsabili i dipendenti vecchi e attuali del Comune, la palla passa alle difese. C'è tempo fino a metà gennaio per cercare di smontare le accuse. Per i legali il nodo dello sterzo del mezzo rimane ancora da sciogliere. 20 giorni con la pausa natalizia, quindi si andrà a metà gennaio. È il tempo a disposizione dei legali degli indagati nella strage del bus di Mestre per formulare ogni valutazione del caso. Con la chiusura delle indagini sono 7 in totale gli indagati, con l'entrata dei dirigenti dei lavori pubblici del Comune e anche del passato. Richiesta di archiviazione invece per Massimo Fiorese, l'amministratore delegato della Linea, la compagnia proprietaria del bus. Secondo la Procura, infatti, non avrebbe potuto far nulla per evitare il concatenarsi di eventi che ha portato alla strage di quel 3 ottobre, in cui persero la vita 22 persone, tra cui l'autista trevigiano Alberto Rizzotto. Ai già indagati Simone Agrondi, Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro si aggiungono il padovano Guido Stagno Andriolo e i veneziani Diego Costantini, Franco Fiorin e Fabio Pasconna. Sulla vicenda è intervenuto il vicepresidente Dem della Commissione Trasporti in Consiglio regionale. Che ci auguriamo che si vada avanti, che si individuino le responsabilità, lasciando fuori la demagogia, e che si faccia chiarezza di una tragedia così grande e immane che non può essere derubricata o lasciata nel tempo nella scatola del dimenticatorio. Quindi si faccia chiarezza, non diciamo nulla quando ci sono le indagini e quando c'è della gente indagata, perché insomma siamo garantisti, però ci auguriamo che ci sia in modo chiaro e fermo un'attenzione per giungere alla verità, perché è un capitolo davvero buio della nostra storia veneziana. Se l'avvocato di Fiorese al momento non commenta, i legali dei primi indagati hanno invece diffuso una nota congiunta in cui si legge: le difese, in attesa di esaminare gli atti del fascicolo dei pubblici ministeri, non nascondono la propria meraviglia. La Procura della Repubblica, all'esito di un'indagine durata oltre 2 anni, ha ritenuto di attribuire tutte le responsabilità dell'incidente unicamente ad alcuni dipendenti del Comune di Venezia, nonostante il varco fosse presente sin dagli anni 60. Poi c'è la questione dello sterzo, su cui tra l'altro ci fu chi testimoniò ai nostri microfoni che molti mezzi della Linea avessero anomalie in tal senso. Stupisce, scrivono infatti i legali, che la rottura dello sterzo di un autobus praticamente nuovo, fatto che ha innescato l'incidente, non sia stata considerata tra le cause del sinistro. Per certo il bus non è sbandato per cause naturali e non è normale che per oltre 3 secondi e mezzo dal primo urto contro il guardrail, al quale ne sono seguiti altri, non ci siano frenate. Confidiamo, continuano ancora i legali, che le ragioni di tali scelte possano trovare una spiegazione negli atti. Lo si deve agli indagati, alle vittime e alle loro famiglie, e le difese si batteranno perché l'evento sia riconosciuto nella sua compiutezza. Le accuse per gli indagati sono a vario titolo di omicidio colposo, lesioni colpose, stradali e crollo colposo. È in fin di vita la 49enne trovata sanguinante nel cortile di casa a Torri di Quartesolo. La squadra mobile ha sentito molti testimoni per cercare di ricostruire ogni passaggio di una notte piena di interrogativi ancora irrisolti. Rimangono aperte tutte le piste. Disperate sono le condizioni di Diana Canevarolo, la 41enne trovata all'alba di giovedì in un lago di sangue nel cortile di casa in via Zara a Torre di Quartesolo. Il trauma cranico è gravissimo, esteso, e le speranze che possa farcela, spiegano fonti sanitarie, sono appese ad un filo. Intanto la squadra mobile guidata dal vicequestore Lorenzo Ortensi sta ricostruendo con meticolosità ogni passaggio di quella notte. Gli investigatori hanno ascoltato a lungo numerosi testimoni, tra questi il compagno della donna Vincenzo Arena, 62 anni, e il figlio Nicolò di 19, che per primi avevano chiamato il 118 intorno alle 5:30. La polizia però è stata avvisata solo alcune ore dopo, quando la scena del dramma risultava in parte compromessa. L'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Camilla Menegoni tiene aperte tutte le piste e per questo parliamo di un giallo. Dalla caduta accidentale al malore con la conseguente caduta dall'alto all'azione violenta di terzi. Si spiega perché sono stati sigillati
sequestrati l'appartamento e il garage davanti al quale Diana è stata ritrovata agonizzante. La donna ha una sola ferita, netta, alla testa, e l'assenza di segni sulle mani fanno sorgere domande. La scientifica ha setacciato ogni luogo e sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Una, in particolare, potrebbe essere risolutiva per aiutare la polizia a capire cosa sia davvero accaduto a Diana per risolvere l'angosciante mistero. Sull'altopiano di Asiago adesso, domani mattina, nella piazzetta di Tortima si svolgerà la cerimonia buddista dei 100 giorni per ricordare il piccolo Stefano Angonese travolto e ucciso da un'auto, lo ricorderete, il 7 settembre. Fervono i preparativi a Tortima di Lusiana Conco per la cerimonia buddista dei 100 giorni, che domenica sarà celebrata in memoria del piccolo Stefano Angonese, il ragazzino di 13 anni, travolto e ucciso a pochi metri da casa da un'auto pirata, poi risultata essere guidata da un 23enne di Cartigliano. Era lo scorso 7 settembre. Abbiamo deciso di unire le due culture di Stefano perché era per metà thailandese e per metà italiano. Abbiamo deciso di fare questa cerimonia che in Thailandia ha un significato molto sentito perché nei 100 giorni, anche se questi sono 90, abbiamo, come si può dire, la sua assunzione col suo karma che lo porterà nel paradiso come nella tradizione buddista thailandese, e per questo abbiamo chiesto alla comunità thailandese, in primis ai monaci del Tempio di Treviso, se ci aiutano con questa cerimonia. Hanno tutti detto di sì, anche con grande entusiasmo. Sarà una cerimonia aperta a tutti, avremo anche un buffet thailandese. Tra l'altro qui, proprio qui si terrà la cerimonia, qui ci sarà il monaco buddista che avvierà le preghiere per Stefano. Esatto, qui abbiamo gli altarini che verranno dedicati a Buddha, mentre nella parte qui abbiamo un cavalletto con la foto di Stefano, dove pregheremo per portare la sua anima nel paradiso. Sarà una cerimonia aperta a tutta la comunità a partire dalle 10:30 nella piazzetta di Tortima e nell'ex scuola della frazione. Una comunità che sin da subito si è stretta attorno alla famiglia di Stefano per far sentire tutto il calore, l'affetto e il dolore condiviso per la perdita di questo ragazzino. E sarà proprio tutti insieme che sarà ricordata la bellezza dei suoi 13 anni. Soprattutto in questo periodo avrebbe accennato la sua passione per rally, sì, e non avrebbe mai sdegnato di lanciare qualche petardo per far sentire la sua presenza, e soprattutto, anche se questo periodo è freddo, avrebbe chiamato tutti gli amici in bicicletta qui. Nei colli euganei tra Teolo e Rovolon qualcuno nei giorni scorsi ha abbattuto un capitello mariano costruito negli anni 60. Le macerie del piccolo monumento ritrovate dal proprietario, che ai nostri microfoni invita il colpevole a farsi avanti per contribuire alla ricostruzione. Chi l'ha fatto, diciamo, che si faccia avanti, che almeno lo rimettiamo su. Io lo rifarò ugualmente come era prima. Però ci sono dei danni. È l'appello che il signor Nazario Tacconi fa ai responsabili del danneggiamento del capitello della Madonna dell'Immacolata, trovato abbattuto lunedì mattina. Il monumento tra via Costigliola e via Rialto, al confine tra Teolo e Rovolon, in uno splendido angolo dei Colli Euganei. L'unico dettaglio è il momento in cui è avvenuto il fatto, in un arco di circa mezz'ora tra le 7:30 e le 8 di lunedì mattina. L'ultimo a vederlo integro il vicino di casa del signor Nazario alle 7:30, poi la scoperta fatta 30 minuti più tardi. C'era una Madonna che sembra che facesse anche qualche grazia a chi ci crede, ecco. Così, i pezzi della Madonna sono ancora dentro. Cosa potrebbe essere stato? Ma molto probabilmente un camion di grosse dimensioni che, facendo la curva, ha preso contro o al cappello, che era leggermente sporgente rispetto al capitello, e che l'ha ribaltato proprio. In quel tratto di strada non ci sono telecamere, le uniche sono poco più avanti verso Rovolon. Purtroppo non ci sono nemmeno testimoni oculari. Nazario ha già fatto denuncia ai carabinieri contro ignoti, ma nel suo cuore resta una speranza. C'è solo da sperare nella bontà di chi l'ha fatto, di farsi vivo e di... Magari sotto Natale qualcuno si mette la mano sulla coscienza. Sì, comunque lo rifacciamo.
rifarlo lo rifaremo. I danni ammontano a circa 5.000 euro, essendo in una proprietà privata le spese per ricostruire e rimontare il capitello sono tutte a carico del signor Tacconi, che però ha ricevuto già tanta solidarietà, visto che sono molti i residenti della zona affezionati a questa statua della Madonna. Ci sono stati dei vicini che si sono fermati, mi hanno chiesto se c'era bisogno di sostenere le spese, addirittura un muratore si è offerto di darmi una mano a rifarlo, quindi la gente risponde. Consiglio comunale convocato d'emergenza invece a Montecchio Precalcino, in discussione le deroghe richieste da Silva SRL per ampliare l'area di stoccaggio dei rifiuti. La grossa preoccupazione e il motivo per cui noi possiamo esprimerci anche contrariamente è la viabilità, il traffico. Altre motivazioni sono quelle che non abbiamo ancora ricevuto risposte a tutte le osservazioni presentate, che però sappiamo essere ancora in fase di studio a parte della Commissione VIA. Le perplessità dell'amministrazione comunale di Montecchio Precalcino sulla richiesta di ampliamento dell'area di proprietà di Silva SRL per consentire lo stoccaggio di rifiuti anche pericolosi nell'area, una zona delicata sotto il profilo idrogeologico su cui sarebbero già stati conferiti parte dei materiali di scavo delle gallerie della Pedemontana contaminati dai PFAS. La provincia ha chiesto un parere formale al comune, che ha deciso di riunire il Consiglio comunale in forma straordinaria. È stato convocato perché innanzitutto ci eravamo impegnati a passare in Consiglio Comunale per dare un atto di indirizzo al Sindaco su cosa rispondere in sede di conferenze di servizi. E quindi, visto che la conferenza di servizi è stata convocata per martedì prossimo, sì, alle 15 del pomeriggio, abbiamo fatto questo consiglio urgente appunto per dare l'atto di indirizzo a me e esprimere il voto in conferenza di servizi. A presenziare alla seduta molti cittadini comuni e i rappresentanti di varie associazioni ambientaliste. Se noi prendiamo in considerazione le tre matrici, l'area Vicenza hanno dichiarato proprio nel congresso di una settimana fa che è la seconda città più inquinata d'Europa. L'acqua è un'acqua preziosissima di ottima qualità, ma che va tutelata e a rischio. Alcuni pozzi sono già inquinati. Il suolo, se il suolo ha pure accolto le rocce impregnate di PFAS, ragazzi, non siamo messi molto bene. E ora veniamo invece alla vicenda di un'altra azienda, la Hydro di Feltre. La multinazionale guadagna miliardi e negli anni scorsi lo stesso stabilimento di Feltre ha prodotto introiti 10 volte superiori alle perdite del 2024. I bilanci della multinazionale studiati e analizzati dal centro studi della FIOM CGIL. Hydro, un fulmine a ciel sereno di cui ci si sta occupando ora da Feltre fino a Roma. La decisione, dopo il passivo 2024 di dismettere lo stabilimento feltrino, è stata annunciata in maniera fredda e inaspettata dalla multinazionale norvegese. I sindacati, in una sala dove le immagini ricordano le manifestazioni sindacali degli anni 70 per quello stesso stabilimento, hanno voluto analizzare la situazione con una videoconferenza in cui un tecnico ha esposto i dati del gruppo che evidenziano grandi profitti, oltre 5 miliardi negli ultimi 4 anni e nessuna criticità. È una perdita assolutamente incidentale, nel senso che negli ultimi 4 anni, tenendo conto della perdita del 2024, Hydro Italy ha realizzato oltre 31 milioni di utile netto e ha distribuito oltre 16 milioni di euro di dividendi. Se poi guardiamo ai dati della multinazionale nel suo complesso, essendo una multinazionale che opera in maniera integrata, vediamo che negli ultimi 4 anni ha realizzato oltre 5 miliardi di euro di utile netto rettificato e di questi oltre 3 miliardi di euro sono stati distribuiti come dividendi. Quindi non siamo assolutamente di fronte ad un'azienda in crisi, anzi è un'azienda a livello di multinazionale che sta crescendo e che realizza ogni anno profitti notevoli che distribuisce in dividendi. Ingiustificabile quindi la decisione di chiudere lo stabilimento di Feltre, mettendo in strada tra dipendenti diretti e indiretti quasi 200 persone con altrettante famiglie alle spalle. È sbagliato guardare al singolo stabilimento, perché il singolo stabilimento fa parte di un gruppo e il modello di Norsk Hydro è un modello integrato che va dall'estrazione della bauxite alla produzione dell'alluminio finito. Quindi da una parte è scorretto guardare al singolo stabilimento, in quanto anche lo stabilimento di Feltre contribuisce ai risultati miliardari che abbiamo visto di Norsk Hydro.
e dall'altra bisogna vedere quali sono i risultati economico-finanziari dei prossimi anni. Parliamo di Milano Cortina 2026 adesso, dopo la cerimonia di accensione ieri a Roma, oggi la partenza della torcia olimpica per la prima delle tappe che la porteranno in giro per l'Italia. Il viaggio della fiamma olimpica è partito dallo Stadio dei Marmi Pietro Mennea di Roma. I primi protagonisti della staffetta li avete visti poco fa e li continuate a vedere: Gregorio Paltrinieri, Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara. La prima tappa veneta è prevista il 18 gennaio a Verona. Al 10° reparto volo della Polizia di Venezia, a 2 passi dall'aeroporto, Babbo Natale è atterrato in pista per i bambini delle case famiglia. Forse le rene non erano ancora pronte per il lungo viaggio dalla Lapponia, forse stavano aiutando a sistemare la slitta prima della notte di Natale, forse perché in fondo Babbo voleva solo fare in fretta e arrivare a Venezia ricco di doni per i bambini delle case famiglia. È per questo quindi che ha deciso di prendere un aereo, ma non di linea, no, un aereo speciale, quello della polizia. Io non sono tanto abituato a fare i viaggi in aereo, con le renne me la cavo molto bene, ma comunque dai, è andata più che bene, dai. Sono stato contento quando che dall'alto ho visto tutti i bambini che mi salutavano. Ciao babbo! Atterrato all'aeroporto, scortato dai suoi folletti e dagli uomini in divisa, eccolo, tanto atteso quanto amato in un gioco magico. Sparito dall'aereo, è comparso a bordo dell'auto di servizio della polizia perché, si sa, Babbo Natale è magico. Una mattinata fuori dall'ordinario, il reparto volo di Venezia ha fatto spazio all'interno dell'hangar addobbato a festa per accogliere i piccoli bambini delle case famiglia. Un momento di gioia e serenità. Babbo Natale è arrivato in aereo, è arrivato sull'aereo della Polizia di Stato, con tanti sacchi in juta pieni di sacchetti, con dolciumi, libri, album da colorare. Una giornata bellissima. Questa è la festa di Natale della Polizia di Stato, è una festa in cui noi coinvolgiamo tutti i bambini orfani delle case famiglia del veneziano per donar loro, grazie al prezioso supporto di una serie di ditte più o meno grosse del territorio, per donar loro una giornata di spensieratezza. Cosa vi restituisce questa giornata anche come reparto di polizia? Ci restituisce il senso del nostro lavoro, il nostro essere vicini alla gente, la polizia di prossimità, la polizia che c'è sempre. Babbo Natale è una persona gentile, quindi porterà a tutti. Cosa insegna Babbo Natale e soprattutto questa giornata che condividete anche con tanti bambini diversi? Insegna che siamo tutti uguali e quindi che non fa differenze una persona, quindi comunque anche noi dovremmo sempre essere insieme non facendo differenze. Fate i bravi. Ciao a tutti e buon Natale a tutti. Noi ci fermiamo qui, era l'ultimo servizio, tra poco le previsioni del tempo, a seguire come sempre l'edizione di Venezia. Una buona serata, arrivederci.